ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qui, Sammy Varin dagli studi di Milano, via Bellerio 41, Radio Libertà. Seconda parte della nostra controinformazione, Potere al Popolo in versione short quest'oggi, solo fino alle 11:30, ma tra poco arriva in studio un cantautore puro, uno della vecchia scuola, anche se lui è giovane, Francesco Rampino, tra poco con noi. Prima però le ultime notizie e i siti internet sono un po' divisi sulle notizie. La notizia principale forse quella che riguarda un casco blu serbo ucciso nel sud del Libano. Ci sono anche 2 feriti e la lettera di Khamenei. I nemici cercano di creare divisioni interne. Parallelamente, l'altolà della Camera in America a Trump: ritiri le truppe dall'Iran, il tycoon è pronto a incontrare la guida suprema Khamenei. Scendiamo un po' più in basso e venendo alla nostra vita quotidiana, scrive la Repubblica, la destra è divisa sugli aiuti dell'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in rassegna stampa di questi aiuti, come li usiamo, dove mettiamo tutti questi soldi. La Lega dice resta l'emergenza e, aggiunge il sito di Repubblica, il taglio alle accise sfuma. E questo è sicuramente uno degli argomenti principali della giornata, perché domani scade il famoso taglio delle accise e quindi potrebbe aumentare benzina e diesel. Torneremo su questi argomenti, prima però c'è il Qui Parlamento, ci colleghiamo con Tilde Minasi. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Quanto accaduto ovviamente ad Alamendolare in Calabria, nella mia terra, ha scosso profondamente la mia coscienza, ma credo le coscienze di tutta la comunità. 4 braccianti sono stati uccisi con una ferocia che viene difficile anche persino descrivere. Ovviamente di fronte a una simile barbarie dobbiamo ribadire con forza che lo sfruttamento dei lavoratori italiani o stranieri che siano rappresenta una ferita per lo Stato di diritto e per la dignità della persona. Chi lavora nei campi, soprattutto nella mia terra, contribuisce alla ricchezza del paese e non può essere lasciato alla violenza, allo sfruttamento, all'illegalità, alla sopraffazione. Ovviamente di fronte a una simile barbarie non possiamo solo limitarci all'indignazione. Io ho sentito da parte dell'opposizione gridare e affannarsi ad addossare ad altri le colpe, ma credo che qui siano problemi che ci portiamo avanti da anni e sui quali nessuno mai è intervenuto in maniera seria. Quindi è necessario ovviamente che la magistratura faccia piena luce sulle responsabilità individuali e sull'eventuale rete criminale che può aver favorito o tollerato queste condizioni, ma allo stesso tempo occorre rafforzare ogni strumento di contrasto al caporalato, di tutela dei lavoratori e di controllo alle filiere produttive affinché tragedie come questa non si ripetano mai più, soprattutto in territori come la Calabria che già scontano il degrado, l'arretratezza dovute e alimentate dalla criminalità organizzata. Non possiamo consentire che a quella violenza, a quella ferocia se ne aggiunga altra, quella in cui le vittime sono i nuovi poveri, i nuovi ultimi che vengono sui nostri territori in cerca di riscatto e trovano invece una morte orribile come quella a cui abbiamo assistito. La Calabria non è questa, l'Italia non può essere questa. Io voglio dire che già oggi in commissione abbiamo sollevato la problematica e chiesto al Presidente di fare una seduta ad hoc per affrontare questa problematica. Io voglio esprimere il mio profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la vicinanza a tutte le comunità coinvolte. Davanti a 4 uomini morti in modo così atroce non esistono differenze di nazionalità, di religione o provenienza, ma esistono soltanto 4 vite spezzate e il dovere delle istituzioni di garantire giustizia. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. E scivolare piano, cadere nell'oblio, abbandonarsi a un'esistenza casuale, fino a scordarsi e poi quando arriva il tuono da un lampo provocato, ti chiedi perché non rinascere, tu che avevi stima di te e puntavi in alto. Ma sai, fa tenerezza, miseria e nobiltà di un'anima che viaggia al ritmo dell'ingenuità, del tempo delle sicurezze e di spavalderie. È splendido pensarti sempre accorto di bugie, ma non dimenticarti di volerti bene, perché sentirsi bene, provare a stare bene, è una lotta con l'errore che ti tolse il buon umore, puoi ritrovare casa nel mondo, che sentirsi bene, tornare a stare bene, è l'amore che ritrovi anche in mezzo ai giorni nuovi, è l'uomo che ha deciso come agire, sei tu. E assaporare piano la nuova libertà, che riscoprirsi è stato come un'università. Nel tempo dei protagonisti e delle fesserie, non hanno avuto cura delle tue malinconie, ma non dimenticarti di volerti bene, perché sentirsi bene, provare a stare bene, è una lotta col dolore che ti tolse quel bagliore di avere l'acqua a casa nel mondo, che sentirsi bene, tornare a stare bene, è il regalo che ti doni quando senti d'essere fuori, è l'uomo che ha deciso di reagire, sei tu, che l'inquietudine è figlia dei sogni e dei grandi perché, è come bello chi dentro di sé poi rimane com'è, ma costruisci la corazza per combattere la guerra con chi dice so tutto di me, e diventi più stronzo senza fare male e senza distruggere te, che sentirsi bene, tornare a stare bene, che sentirsi bene, tornare a stare bene, è l'amore che ti doni anche in mezzo ai giorni nuovi, è l'uomo che ha deciso di capire, sei tu. Se n'è andato. Se n'è andato, se n'è andato. E mi stavo guardando il video, ma che bella canzone questa, Sentirsi bene, di Francesco Rampino. A un certo punto lui si alza, no, dopo questo video particolarissimo, e se ne va lontano dal microfono. Ma invece no, è proprio qua, di fianco a me. Sono Francesco! andato via dal microfono per stare qui. Ciao, piacere. Ciao a tutti gli spettatori di Radio Libertà, sono molto contento di essere qua per fare questa intervista appunto e parlare del mio ultimo brano, dei miei progetti, sì. di tante cose. Ringrazio Ose. Ma che sono io che ringrazio te, anche perché questo è un cantautore puro, vecchia scuola, nonostante Francesco Rampino sia giovane, giovanissimo. Quanti anni hai? Ho 24 anni. Ragazzi, 24 anni. È qui a Milano che studia, università, cosa studi? Studio ingegneria matematica e poi vivo da tutta la vita con l'amore per la musica, perché per me è una cosa seria, non è un gioco. Applauso perché ci sono tanti ragazzi che amano la musica, la vivono quotidianamente. Chiaro che parallelamente lo studio,
la ricerca di un lavoro, però appena si può si prende subito il pianoforte, un microfono e poi si scrive. Dicevo, siamo nel solco del cantautorato classico. Tu ti definisci proprio un cantautore, non vuoi fare il musicista, il polistrumentista, eccetera. Tu dici, io sono un cantautore, punto. Ma guarda, allora, il fatto che no, mi definisco anche musicista, nel senso il pianoforte è uno strumento che comunque conosco bene. Quando in passato ho anche studiato comunque la musica classica, certo non sono un concertista, un esecutore classico, adesso l'allenamento su quella perché è questione di metronomo, esercizi, è un po' arrugginito, ma c'è una grande conoscenza anche lì perché chiaramente per certe scelte di armonia è fondamentale questa formazione anche, ma chiaramente poi la vera vocazione sta sì nel cantautorato, nello scrivere testi, musiche e portarle appunto dal vivo, nei singoli, negli album, negli EP, insomma. E dici niente, è un mondo quasi scomparso, perché oggi la musica che cos'è? La musica è un'imposizione elettronica dell'intelligenza artificiale, delle major, se mai ancora esistano, dei follower, perché sei bravo e se hai tanta gente che ti segue. Sembra incredibile, ragazzi miei, ma siamo a questo punto. Non c'è più la bravura, non c'è più il talento, ma ci sono i follower. Ecco, il Francesco Rampino è vecchia maniera in questo senso, nonostante tu sia giovanissimo, tu dici io sono io trasmetto queste emozioni, e chi mi vuole ascoltare mi viene a cercare sui social, ma mi viene a cercare Milano Lambrate, dicevi, sei qua a Milano e quindi ti conoscono in parecchi abbiamo fatto nella qualche zona. live al Gypsy Club a Lambrate, alcuni da solo perché c'è sia l'esperienza piano e voce, ma anche alcuni con i miei compagni di viaggio, J-Cans, c'è Gabriele Cantobelli quindi alla chitarra e Marco Lavino al basso. Ma comunque insomma sì, sono anche live. E Sul fatto dei follower dipende, nel senso è una cosa anche importante perché non è che i numeri non contino niente, però perché anche quelli spiegano qualcosa, però chiaramente ci devono essere tutte e due le cose, contano sia i follower ma sia chi ti segue davvero, chi è veramente interessato ad ascoltare quello che stai facendo, nemmeno proprio sentire come sentirsi bene, proprio ascoltare perché è una cosa diversa. Veniamo alla canzone proprio, sentirsi bene. Cosa hai voluto metterci dentro? Sembra un pezzo molto, molto sincero, in cui hai cantato proprio col cuore in mano, intima, introspettiva, ma soprattutto una specie di confessione, perché in questo momento, forse più che mai, siamo tutti fragili e dobbiamo accettare da una parte la nostra fragilità, però forse, Francesco, bisogna anche reagire, bisogna avere la forza di alzarsi nonostante tutto, e molto spesso la musica questa forza ce la dà, è vero? Sì, assolutamente. Questa canzone in realtà, cioè, è nata in un momento in cui stavo pensando da dove ero partito, in un momento insomma un po' meno facile, e di dove sto cercando di arrivare. In certe cose sono arrivato, poi c'è ancora qualcosa che deve essere sbloccata, ma insomma questo sentirsi bene, come già avevo detto in altre interviste, sia scritte che video, che è una conquista graduale più che definitiva, diciamo un sentirsi bene dopo anche alcuni errori a volte. Quindi un sentirsi bene nel senso un sollievo, una consapevolezza in più, ecco, diciamo così. Capito? Sentirsi bene nonostante tutto. Guarda che è un bel insegnamento, quello di Francesco Per Rampino. quello che sono in grado io, perché poi non è che lo sono del tutto. A volte ci devi anche credere quando scrivi questi pezzi, perché a volte nemmeno io sono in grado. Ragazzi, il bello della musica è questo, perché il cantautore
scrive per se stesso, ma poi noi lo percepiamo a casa, magari in maniera diversa, e quindi la musica diventa una medicina, uno sciroppino che fa bene per diverse patologie. Adesso parlo difficile, ognuno ha le proprie problematiche e percepisce in modo diverso quella canzone e quindi quella medicina. Sai Francesco, io trasmetto nelle mie trasmissioni soltanto artisti indipendenti, quindi sconosciuti o quasi a livello nazionale o internazionale, proprio perché penso che siano i più sinceri, i più genuini, quelli che come te non hanno nulla da perdere, quindi trasmettono la loro genuinità, la loro sincerità, cantando col cuore in mano e senza farsi illusioni di diventare domani famosi. Lo fanno per un'esigenza di comunicazione. Oggi avere ancora il coraggio di comunicare, di alzare il dito dicendo «Ehi, ci sono anch'io», è bellissimo. Guarda, a me piace comunicare in maniera anche genuina, se posso, poi il sogno di diventare anche famosi, di avere la visibilità, essere anche importanti mediaticamente, ma per quello che si fa, non solo per la figura, perché non nego che se adesso potessi sognare tanto in grande e avere chissà cosa, mica direi di no. Poi è chiaro che però se questa cosa non arrivasse, io scrivo perché comunque sto bene quando lo faccio e ho bisogno di fare musica per me, cioè se uno mi toglie questo io veramente sto male. Poi è chiaro che se si va sempre più in alto, tanto di guadagnato, perché è una cosa bella anche quella. È minimo, se poi capita la famosa botta di C, ben venga. Però questo è un invito ancora una volta per tutti voi ascoltatori che avete 20 anni o che ne avete 90, portiamo sempre avanti le nostre passioni, cerchiamo di ritagliare nella nostra giornata un momento che ci piaccia, un momento dove facciamo la cosa che ci piace, uscire, frequentare locali, farsi un weekend o semplicemente dalla mattina alla sera andando a visitare qualche posto, magari neanche tanto lontano da casa, che però ci eravamo dimenticati che esistesse perché è vicino a casa e non lo vado mai a conoscere meglio. Oppure scrivere, suonare, cantare, fare quelle cose che ci sentiamo dentro e che magari non abbiamo mai avuto la voglia di fare perché c'erano cose più importanti da portare avanti. Ad esempio la musica, importantissima, che ci ha accompagnato per un'intera vita e molti, come Francesco Rampino, l'hanno messa in pratica, scrivendo, suonando. Francesco Rampino è cantautore, ma anche pianista, e io ti immagino al pianoforte proprio come nel video. Come in una di quelle foto che sono state passate. È come nelle foto che stanno girando, ma come nel video che abbiamo trasmesso, il video della canzone Sentirsi bene. A proposito, dove l'hai girato? Dove ti trovavi? No, infatti, perché quel video comunque rappresenta una mia dimensione naturale. Quel video l'ho girato a Lambrate, in parte al Parco della Lambretta, in zone diverse. Nel senso, questo video in realtà si compone di 3-4 momenti essenziali. Diciamo che non è totalmente storytelling, però il video comincia con una lettera che viene scritta al me di qualche tempo fa. Poi c'è una parte di me che appunto suona come se fosse in una dimensione non scenica, proprio con il pianoforte, con l'asta. Poi c'è anche un'altra parte dove suono alla tastiera, un po' più in mezzo alla natura, appunto al Parco della Lambretta, e poi anche io mentre medito e vado in giro appunto con la mia canzone. Poi c'è anche il finale di questo video, che chiaramente qua dovevamo un po' mettere perché siamo in radio, dove ci sono io proprio a fine video che riporto questa lettera, il me di adesso, al vecchio me di prima, che appunto apre la porta dopo che busso. Avete capito, signori? È il caso di andarvelo a rivedere. Basta scrivere su YouTube Sentirsi bene Francesco Rampino e salta fuori la sua produzione. Non solo questo pezzo, ma anche quest'altro con il quale chiudiamo la nostra chiacchierata. Questo si chiama Esplosioni di allegria. Cosa ci hai messo dentro? E soprattutto, si vede Milano, e qui fa capire come lui
che arriva dal Salento. È un panorama. Che c'è in questa copertina. Ormai ti stai milanesizzando, è dura, perché ragazzi le origini sono bellissime dal Salento, però ormai stai mettendo radici anche qua a Milano. Se posso dire una cosa prima che la mettiamo in onda, Certo. questa è la canzone più importante per me, rappresenta proprio la partenza del mio percorso. Questa Esplosioni di Allegria nella versione 2024, in una versione insomma più matura, che è anche quella più, diciamo, parlando di numeri, per una volta streamata. Questa canzone nasce però, ha avuto Cosa avrà mai importanza detto? Streamata, boh. nel Vai, 2022 quando fu presa alla prima fase del Primo Maggio Contest, quindi insomma è una canzone che mi ha accompagnato in tanti momenti, qua guardata con una prospettiva più ricca, insomma, sia a livello fotografico proprio nell'immagine, sia mentale nel modo di cantare. È bellissima. Quindi Esplosioni di Allegria versione 2024. E allora la A Radio trasmettiamo. Libertà. La trasmettiamo in onda anche l'immagine, la bellissima copertina di questo pezzo, Esplosioni di Allegria. Francesco Rampino, è stato veramente un piacere, complimenti. Funziona, la tua musica trasmette emozioni e questa è la cosa più bella, è perché cerchiamo la genuinità dell'artista, ma soprattutto deve uscire l'emozione, deve arrivare fino a casa vostra e mi sembra che sia arrivata. Ciao Ci proviamo. Francesco, alla prossima, ciao. Esplosioni di allegria, attentati di felicità nel cuore, impronosticabili, come miracoli divini che non ti sai spiegare. Esplosioni dal battito di un cuore accelerato, che ricordano il valore di un attimo in cui sorridi e dici amo la vita. Ma domani sembrano lontane secoli e millenni. Amerò, amerò, amerò tutto il tempo che vivrò, amerò quando il sole splende e tramonta, quando piove e aspetto il mio arcobaleno, amerò. Esplosioni di allegria, crolli di turbamenti che hanno asfaltato e ammazzato il fiore di un pensiero felice. Esplosioni che vorresti fossero peluche da accarezzare e stringere per sempre. Poi ti ricordi in generale, oggi è domani e domani che sarà. Ma amerò, amerò tutto il tempo che vivrò, amerò quando il sole splende e tramonta, quando piove e aspetto il mio arcobaleno, amerò. Na 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 na. Esplosioni di allegria, un'emozione infinita che cresce dopo una vita sempre uguale nel disegno del destino. Avete ascoltato